Sarebbe un cinquantenne di origine veneziana, identificato e denunciato dai carabinieri per discriminazione razziale, l'autista di autobus ripreso in un video girato con il cellulare mentre si rivolge in maniera aggressiva prima ad una viaggiatrice di origine straniera che lo invitava a moderare la velocità, quindi all'autrice del video che lo invitava a moderare il linguaggio. Io potrei zero, stiamo a piedi! Diciamo che a noi non è stata data comunicazione, insomma, di un nome, per cui presumiamo appunto che sia di una cooperativa, ma essendo di un'altra cooperativa e non un nostro dipendente, quello che possiamo fare è limitarci di scrivere alla cooperativa, come avevamo già annunciato, e chiedere che persone che si comportano in questo modo sul mezzo pubblico non guidino più un autobus di linea, ecco. Va definito un comportamento molto grave quello che si era visto da questo filmato. Diciamo che c'era una violenza verbale nei modi che non è mai giustificabile nei confronti di una persona che sale su un autobus e paga un biglietto. La reazione dell'autista aveva generato subito un vivace dibattito con una condanna netta sia da parte dei vertici di Bus Italia Veneto che del sindaco Sergio Giordani, più sfumata rispetto a quella del primo cittadino che aveva parlato di licenziamento, la lettura dei sindacati, dove c'è stato chi, pur condannando il comportamento, aveva invitato comunque a considerare le condizioni nelle quali gli autisti si trovano a lavorare.